L'Italia dei Valori innanzitutto stigmatizza il comportamento irresponsabile della Camera e del Senato, che non ha in questi 5 anni modificato il Porcellum, nonostante che 1.200.000 firme di cittadini l'abbiano formalmente richiesto con un referendum promosso anche dall'Italia dei Valori. In secondo luogo, e a condizione attuale, noi sappiamo che il meccanismo di partecipazione è così selettivo che permette soltanto alle forze politiche che già hanno un gruppo all'interno del Parlamento di partecipare e a coloro che sono fuori di escluderli, tipo la lista del Movimento 5 Stelle Grillo, tipo il Movimento Arancioni e così tante e tante altre liste. Per questa ragione, nonostante che l'Italia dei Valori non deve raccogliere le firme perché ha un proprio gruppo politico, noi siamo favorevoli a che sia data la possibilità anche a costoro di partecipare, e per quanto ci riguarda daremo anche una mano a quelle formazioni politiche che dovessero raccogliere firme, anche se queste formazioni politiche non si alleano con noi, ma sono in alternativa a noi. Io preferisco che il Movimento 5 Stelle mandi i suoi rappresentanti in Parlamento, piuttosto che impedirgli con il trucco della raccolta delle firme. E se hanno bisogno di pubblici ufficiali, consiglieri, assessori, sindaci, che autenticano le firme per presentare le liste, noi gli daremo una mano, anche se i voti che prenderanno loro magari li toglieranno a noi, perché questa è la democrazia.